Buonasera a tutti e ben ritrovati anche questo martedì al nostro appuntamento settimanale. Come avete potuto vedere nel post di presentazione, questa sera, oltre al consueto aggiornamento che facciamo abitualmente sul Covid, avremo anche un ospite particolare che rappresenta un'associazione con la quale collaboriamo ormai da alcuni anni, che ci tenevamo a presentarvi, ma soprattutto, come è successo per le altre realtà che abbiamo incontrato nelle altre serate, teniamo a tenere vivi i nostri rapporti anche in questo momento di difficoltà, soprattutto con quelle che sono le associazioni che sono nostre, chiamiamole così, amiche, o comunque con le persone che ci sono vicine. Ma questo lo lasciamo poi alla seconda parte. Direi di cominciare con l'aggiornamento periodico sul Covid. Saluto intanto l'Emanuela che si è collegata e che come ogni martedì ci segue e saluta tutti. Inizio come sempre nel ricordarvi l'importanza di indossare la mascherina, quindi l'inizio è sempre fatto con la mascherina indossata perché c'è la volontà di sensibilizzare sull'uso della mascherina, soprattutto sull'uso corretto della mascherina. Quindi indossate sempre la mascherina che copra bene il naso e la bocca. Igienizzatevi in maniera ossessiva le mani, perché non potete immaginare quante volte le mani vengono a contatto con i nostri occhi e con la nostra bocca e quindi diventano fonte di contagio. Ma soprattutto cercate di mantenere il distanziamento sociale. Questo ci consente di combattere in maniera efficace il virus. Saluto anche Cristian e la Loretta che nel frattempo si sono uniti alla nostra trasmissione periodica. Essendoci comunque il rispetto delle distanze, mi tolgo la mascherina e procedo con l'aggiornamento. Eccoci qua, così mi sento un po' più libero e parlo anche con un po' più di facilità. Saluto anche Simone che si è collegato. Allora, la situazione rimane stabile in leggero miglioramento. I positivi attualmente a Montegalda, dalla verifica fatta oggi pomeriggio, sono 15 e quindi questo è un dato sicuramente incoraggiante. Soprattutto quello che ci rasserena molto è il fatto che sono quasi tutti pressoché asintomatici e questo è molto importante perché comunque trasmette una certa serenità nel dover monitorare questa situazione. Ci sono poi 4 ragazzi, 4 scolari in quarantena perché hanno avuto dei positivi all'interno delle loro classi, ma soprattutto la notizia più bella è che non abbiamo neanche questa settimana nessun ricoverato all'ospedale e questo penso sia la cosa più bella, soprattutto visti i momenti brutti come comunità che abbiamo passato nelle scorse settimane. Saluto anche Antonio, la Karen, Nerio che ci segue e la Giancarla. Continuano le notizie positive anche dalle nostre case di riposo, quindi la casa di riposo Lampertico si conferma Covid-free e non solo si conferma Covid-free, ma ha iniziato anche ad accogliere nuovi ospiti, quindi ha ricominciato in qualche modo ha riniziato ad accogliere nuove persone e quindi stanno di nuovo salendo i numeri delle persone che la casa di riposo ospita dopo il calo che c'è stato durante l'emergenza Covid. Notizie positive anche dall'altra casa di riposo Nostra Signora di Fatima, anche questa si conferma Covid-free. Quindi le 2 case di riposo che sono l'elemento più sensibile della nostra comunità sono in questo momento Covid-free. Diciamo che per quanto riguarda la casa di riposo Lampertico, un ruolo determinante lo sta giocando il vaccino, in quanto gli ospiti sono quasi completamente vaccinati, sono stati quasi tutti vaccinati e quindi in questo momento sono immuni al virus e questo penso che dia una serenità per quanto riguarda la gestione appunto di questa unità così complessa all'interno del nostro comune di Montegalda. Le notizie positive vengono anche dalle scuole
e quando si dice nessuna nuova buona nuova, non ci sono novità né dalle scuole elementari né dalle scuole medie. E quindi questo significa che non ci sono classi in quarantena e quindi questa è una notizia sicuramente che ci dà in qualche modo gioia per una situazione che sembra migliorare. E non ci sono novità neanche dall'asilo rispetto a quei casi che avevamo visto nelle scorse settimane e quindi diciamo che la situazione, come vi ho detto all'inizio, è sostanzialmente in questo momento stabile con una certa tendenza al miglioramento. Abbiamo però visto oggi che i dati regionali danno una situazione che inverte la sua tendenza e quindi l'invito in questo momento è alla massima attenzione, perché proprio ora che le cose sembrano migliorare e che in qualche modo il numero dei positivi sembra diminuire, la nostra tensione tende naturalmente ad allentarsi e invece noi dobbiamo essere proprio in questo momento concentrati, come vi ho detto la scorsa settimana. Dobbiamo riuscire ad adottare in maniera rigorosa quelle che sono le indicazioni che ci vengono date. Quindi, come vi ho detto prima, assolutamente tenete sempre la mascherina quando uscite di casa, ben indossata, ok? Che copra naso e bocca, che copra naso e bocca. Vedo molti che portano la mascherina sotto il naso, così non serve. Igienizzatevi le mani quando entrate in un luogo, quando uscite, il più spesso possibile e soprattutto mantenete la distanza tra le diverse persone, perché come vi ho detto, le previsioni danno in arrivo una terza ondata e proprio oggi i dati dei ricoveri hanno avuto un'inversione di tendenza. Questo vuol dire che i numeri tornano a salire, almeno questo sembra essere il dato di oggi, l'indicazione che dà il dato di oggi. Noi speriamo che questo non sia veritiero e che non si confermi nei prossimi giorni, però questa sembra essere l'indicazione che appunto viene data. Saluto anche Gabri e Maria Cristina che ci segue, la Elena che ci salutano e che salutano tutte le altre persone. Andiamo ora a vedere, per quanto riguarda il Covid non ho nulla da aggiungere, sono iniziate le chiamate per quanto riguarda la classe degli ottantenni, sono state chiamate anche le persone di 81 anni e quindi via via si stanno vaccinando tutte le classi di età dagli 80 anni in su, quindi 80, 81, 82, 83, 84. Via via con l'arrivo anche dei vaccini che possono coprire solo invece le fasce più giovani della popolazione, verranno vaccinate anche altre categorie di persone oltre agli anziani. Saluto anche la Daniela che si è unita al gruppo delle persone che ci stanno ascoltando. Prima di passare all'ospite di questa sera, do due informazioni generali, proprio con lo spirito che fin dall'inizio muove questa comunicazione sui social, che è quello di aggiornarvi su quelle che sono le azioni che l'amministrazione comunale fa affinché non ci siano comunque fraintendimenti sulle cose che si stanno attuando. La prima riguarda il murales che verrà fatto alle scuole elementari. Allora, c'è un bando provinciale che prevede che i soldi che vengono presi dalle sanzioni del codice della strada vengano reinvestite in miglioramento di siti dismessi. Sono previsti 4.000 euro per ogni sito per la realizzazione dei murales. Come Comune di Montegalda dovevamo scegliere dei luoghi dove poter fare questi murales e indicarli alla provincia e partecipare a questo bando. Noi avevamo individuato due luoghi. Uno era il cavalcavia dell'autostrada a Colzè, ritenendo che potesse essere un portale di accesso alle bellezze di Montegalda per tutte quelle persone che venivano da Longaro e da Vicenza.
ed era l'intervento sul quale puntavamo anche di più. In via subordinata, potendo fare 2 richieste, abbiamo chiesto anche un altro edificio, che sono le scuole elementari. Come amministrazione, e come anche molti cittadini ci stanno dicendo in questi giorni, noi avremmo preferito le scuole medie, in quanto, come sapete, le scuole elementari nel giro di qualche anno, ma non 1 o 2 anni, ma bensì più anni, saranno comunque spostate nelle nuove scuole elementari. E quindi volevamo optare per la facciata delle scuole medie. Purtroppo, o per fortuna, qui la cosa è ambivalente, anche nelle scuole medie abbiamo ricevuto un importantissimo contributo di 700.000 euro per la sistemazione sismica delle scuole stesse. Cosa vuol dire? Che le scuole medie, in particolare la parte infrastrutturale, verrà sventrata e ricostruita. Quindi era difficile poter ipotizzare la realizzazione di un murales su delle pareti che dovranno essere in qualche modo intaccate dai lavori in tempi brevissimi. Quindi la soluzione, dovendo l'edificio essere pubblico, dovendo essere visibile per poter avere il punteggio e quindi arrivare in graduatoria in posizione sufficientemente alta per poter avere il contributo dei 4.000 euro, erano in qualche modo rimaneva come unico edificio pubblico, tra l'altro comunque molto ben visibile e comunque molto frequentato, rimanevano le scuole elementari attuali. Considerato che comunque prima di 2 anni, quindi prima del 2023, gli allievi non verranno spostati da quelle scuole, considerato che anche dopo lo spostamento degli allievi non ci sarà, si presuppone, immediatamente una disponizione alternativa di quell'edificio, e considerato che i murales non sono comunque pitture permanenti per quanto abbiano una lunga durata, abbiamo optato per le scuole elementari, convinti che anche nell'ambito della nuova piazzetta che si verrà a realizzare di fronte alle scuole elementari, quello potesse essere una facciata ideale per poterci fare un murales. Quindi questo è l'iter che ha portato alla scelta e all'individuazione delle scuole elementari come luogo per il murales. Aggiungo il fatto che la direzione didattica delle scuole dell'Istituto Comprensivo Toaldo ha ritenuto opportuno fare anche un concorso di idee perché gli allievi delle scuole partecipino alla costruzione e alla ideazione di questo murales. Veniamo ora, se non ci sono domande, casomai le leggeremo dopo, a un altro argomento. Passiamo quindi a un altro argomento completamente diverso. Le poste italiane, in particolare l'ufficio postale che coordina la distribuzione della posta per quanto riguarda Montegalda, mi segnala che sul nostro territorio c'è un numero straordinario di corrispondenza non recapitata. Ve la faccio breve. Nella nuova organizzazione delle poste, i portalettere si alternano con una certa frequenza, non c'è più come una volta un unico portalettere che per 20 anni porta le lettere nel solito luogo, ma con una certa frequenza per malattia, ferie, sostituzioni e tutto quello che ne consegue. I portalettere si alternano sul nostro territorio con una certa frequenza. Questo significa che il portalettere non può conoscere a memoria, venendo da una storicità che non ha quello che è l'indirizzo e la famiglia che abita in una determinata abitazione, ma deve assolutamente fare riferimento al numero civico che è messo fuori dall'abitazione, ma soprattutto ai nominativi che sono sulla cassetta delle poste. Quindi io vi invito, faccio da tramite, le poste invitano l'amministrazione a sensibilizzare sull'impiego sempre più efficace e
metodico dei nomi dei residenti delle famiglie sulla cassetta postale, in modo che quello che è la corrispondenza inevasa del comune di Montegalda si allinei con la media degli altri comuni. In questo momento Montegalda ha un rifiuto di corrispondenza abnorme. Altra cosa, se fuori di casa voi avete scritto il numero 15, via Roi 15 per esempio, dovete far aggiornare le anagrafiche delle società di distribuzione che vi forniscono i servizi, perché se le società di distribuzione hanno numeri vecchi, il portalettere non riesce a recapitare correttamente la corrispondenza. Quindi, riepilogando, l'invito che viene fatto e che ci viene fatto dalle poste, che io cerco in qualche modo di trasmettervi, è quello di mettere il nome della famiglia, di tutti i componenti della famiglia, sulla cassetta delle poste. E si chiude anche questo messaggio. Quindi chiudiamo anche questa parentesi e andiamo ora verso l'ultima parte di questo momento social che facciamo appunto ogni martedì. Saluto Gigi che si complimenta per il papero che ho alle mie spalle e che in qualche modo mi dà il là per introdurre il prossimo ospite. Quel papero è il logo, l'emblema di Vicenza for Children, è stato donato al comune di Montegalda qualche anno fa e campeggia, io penso da quando abbiamo iniziato queste dirette, sempre alle mie spalle e ha portato molto bene a questa, chiamiamola trasmissione, a questo appuntamento e quindi ho ritenuto di continuare a mantenere la sua presenza. Vado ora quindi a introdurre quello che è l'ospite di questa sera, che è la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico. Vediamo se è in linea Coralba. Ciao Andrea. Ciao Coralba, anche lei ha tantissimi paperi, il mio è nudo, però mostra il suo cuore, i suoi invece, visti le temperature invernali, sono decisamente più coperti. Sì, ma... Vicenza for... Prego, vuoi dire qualcosa Coralba? No, parla pure. No, prima di parlare con Coralba vorrei, per chi non conosce Vicenza for Children, fare una appunto breve presentazione di questa associazione che opera, come dice la parola stessa, appunto il nome stesso, nel Vicentino a sostegno dei bambini, dei ragazzi che purtroppo hanno dei problemi di salute. Quindi io provo a condividere con voi. Ok, vediamo se ce la facciamo come ogni volta. Eccoci qua. Questi sono appunto alcuni momenti della vita associativa di Vicenza for Children. Qui incontrano appunto il nostro governatore e lo rendono partecipe della loro attività e lasciano anche a lui un piccolo papero come quello che hanno lasciato qui nel comune di Montegalda. Qui siamo all'evento che abbiamo visto a Torre di Quartesolo nel palazzetto, e questa penso sia uno dei risultati, la bambimbulanza di cui poi Coralba ci parlerà, al quale anche il comune di Montegalda ha partecipato, perché una piccola parte dei soldi che sono stati necessari per comprare questa ambulanza per bambini sono venuti da un'iniziativa fatta appositamente qui nel comune di Montegalda. Questa appunto è l'ambulanza dedicata ai bambini, di cui Coralba poi casomai dopo ci spiegherà meglio. Vediamo anche Gigi qui presente, che ha scritto prima il commento sul papero. E quindi anche qui si promuove una delle iniziative con un manifesto che Vicenza for Children fa. Faccio ora vedere un altro evento
che abbiamo organizzato con Vicenza for Children, quindi ricondividiamo velocemente in modo da... Okay. Questa è stata la cena, il primo Gran Galà del baccalà che abbiamo fatto nella sala consigliare di Montegalda, che ha portato alla raccolta di 1.100 euro che sono stati destinati appunto per l'acquisto di quell'ambulanza che avete visto prima nelle immagini di prima. Questo era il comune, questo era il Gran Galà, in cui appunto i commensali con la loro quota di partecipazione, qui c'è la Coralba, il sindaco di Montegaldella, e qui con il presidente della Proloco che ha appunto poi la Proloco di Montegalda ha donato più di 1.000 euro per l'acquisto di quell'ambulanza che avete visto prima. Un altro momento importante, e poi lascio la parola alla Coralba, è stata la Cap Cup che abbiamo avuto l'onore di ospitare qui a Montegalda. Sempre durante questa manifestazione Vicenza for Children ha raccolto fondi per le sue iniziative. Quindi una manifestazione importante che Montegalda ha avuto l'onore di ospitare. Qui vedete appunto i numerosi sindaci presenti a quell'iniziativa, più tutta la rappresentanza della guarnigione della caserma Ederle. Questo è appunto un primo piano di quella giornata piovosa ma molto fortunata, perché ha creato e suggellato un rapporto non solo fra la comunità americana e la comunità di Montegalda, ma anche con Vicenza for Children, perché penso che quella fosse una delle prime iniziative che sono state fatte. Non mi dilungo oltre su questo, magari altre immagini le vedremo poi, perché poi Coralba e Vicenza for Children è stata vicina alla comunità di Montegalda anche durante la pandemia. Puoi dirci qualcosa tu su questo rapporto tra Vicenza for Children e Montegalda, Coralba? Vicenza for Children è sempre contenta di venire a Montegalda perché oltre a una calorosa ospitalità ci fa sempre piacere stare con te e con la tua comunità. Noi abbiamo iniziato il cammino con piccole cose, sono venute al galà che è stato bellissimo, peccato che ce sia stato uno solo, bisogna riprendersi a breve queste abitudini che erano bellissime, però devo dire che veramente tu e tutta la tua comunità ci avete sempre accolti e ci state accogliendo anche adesso, perché tu hai notato che ho i paperi vestiti perché abbiamo iniziato un'iniziativa dal 1° gennaio molto intensa, che è quella di Adotta un papero. Infatti oggi abbiamo avuto un tuo concittadino che è venuto a ritirare il suo papero, si chiama Franco, me lo ricordo, il suo papero si chiamerà Franco. È un'iniziativa che è destinata completamente al sostegno delle famiglie e dei bambini. Noi con un papero diamo un nome, affidiamo a una famiglia uno dei nostri bambini per poterlo accudire e seguire durante la malattia. Tutti i fondi che vengono raccolti vengono destinati al trasporto in ambulanza, l'ambulanza che avete visto, perché sì, l'abbiamo donata alla Croce Bianca, però bisogna anche sostenerla, bisogna anche pagare le spese, i viaggi, la benzina, la manutenzione, se vogliamo che il servizio venga fatto in maniera eccellente. Però noi abbiamo iniziato adesso un grandissimo progetto che è quello dell'assistenza domiciliare, molto legato alla questione del Covid, perché noi in questo periodo non possiamo stare vicino alle famiglie in ospedale, perché purtroppo tutte le associazioni e tutte le realtà di volontariato non possono accedere in ospedale. Abbiamo voluto iniziare a stare al fianco delle famiglie con bambini malati, soprattutto con gli oncologici, per seguirli passo passo in maniera protetta con delle attività mirate che può essere dalla pet therapy alle maestre e tante altre attività. Per quello abbiamo iniziato e vogliamo sempre rilanciare Adotta un papero e porta un piccolo paperino con te a casa, accudiscilo e tienilo proprio come fosse un bambino. Noi li vediamo, sono tutti numerati, hanno tutti il loro nome, tutti il loro vestito e sono unici come siamo noi e come sono i bambini. Noi di Vicenza for Children cosa vuoi? Ci proviamo in tutti i modi, siamo un'associazione abbastanza giocosa.
affrontiamo le cose più difficili sempre con il sorriso che ci viene dato dai bambini. Perché tu hai mai visto un bambino triste? Poi i Rispondile. bambini, i bambini sono pieni di carica e di energia e io ho avuto la fortuna come persona, ma anche come amministratore, di incontrarvi. Poi, come dico spesso, le idee camminano sulle gambe delle persone, la volontà, l'energia sono appunto rappresentati dai sorrisi che voi portate. E molto spesso, per quanto una persona possa fare per Vicenza for Children, quello che riceve in termini di calore, di soddisfazione, di gioia è molto di più di quello che dona. Quindi io vi invito ad andare a cliccare sul profili di Vicenza for Children e adottare un papero. Quindi se io voglio un papero devo venire a Marola, giusto? Esatto, o ci contatti E, sui nostri social e con e una quota mensile o annuale potrai portare a casa uno dei nostri paperotti, dagli un nome e soprattutto devi accudirlo, perché come un bambino non puoi abbandonarlo lì, devi stargli dietro, ogni tanto portarlo a fare una passeggiata e soprattutto trattarlo come un bambino, perché i bambini sono il nostro futuro, non ci dobbiamo mai dimenticare che loro non hanno nessuna colpa, devono continuare a sorridere nonostante il Covid che li ha ovviamente allontanati dai loro compagni, soprattutto gli adolescenti. E magari con un paperotto, guarda, io ne ho visti di tutti i tipi di storie in questo periodo, da quando abbiamo iniziato, da un ragazzo ultra trentenne che non ha un fratello e ha deciso di adottarlo e ha dato il suo nome a questo papero, o di chi vuole continuare a avere un nuovo, magari ha avuto due maschi, vuole la femmina, allora adotta una Zoe e la porta a casa e soprattutto condividono con noi le foto e condividono con la gioia di aiutare un bambino. Tu sai perché lo fai, ma non è importante per chi. Per quello usare la fantasia dei bambini con un nome, con un vestito colorato che magari fa ridere perché è buffo e tutto col cappellino, il pompon, però vedo che porta tanta allegria e gioia, è la stessa allegria che noi cerchiamo di trasmettere a chi è meno fortunato e chi è purtroppo costretto a rimanere a casa o in ospedale. È bellissimo vedervi crescere con le vostre iniziative, perché noi ci siamo conosciuti ormai più di qualche anno fa e non eravate ancora Vicenza for Children, eravate Mhm. Team for Children. Poi in Esatto. una bellissima serata al teatro, penso sia stato quello il passaggio da Team for Children a Vicenza for Children, e poi ritrovarvi ovunque come il prezzemolo, un prezzemolo buono, perché io ho avuto l'occasione di visitare dei parenti in ospedale e trovare gli oggetti che voi avete donato, le televisioni piuttosto che i piccoli beni di conforto, con scritto appunto con quel loghetto di quel papero, e quindi sono felice di essere diventato un vostro amico. Tra l'altro il comune di Montegalda ha sottoscritto appunto questo patto di amicizia. Dire il vero, per il Covid non l'abbiamo ancora sottoscritto, però intanto l'abbiamo deliberato. Non ci siamo potuti E stringere la mano, però però io virtualmente penso che nei l'abbiamo prossimi fatto. giorni, adesso che siamo comunque in zona gialla, ci diamo l'impegno reciproco questa settimana di firmare questo patto, di firmarlo, perché in effetti c'è già nella sostanza delle delibere del Comune di Montegalda, ma soprattutto c'è già nei fatti, nel senso che anche stasera ci vede qui insieme. Lo spirito di questi appuntamenti che facciamo in chiusura di quello che è la visione settimanale, è proprio quella di voler dire che rispettare le regole non significa arrendersi. Noi dobbiamo continuare a vivere, dobbiamo continuare a vedere i nostri amici, e quindi questa sera siamo stati felici di vedere voi di Vicenza for Children e tutta la vostra comunità, perché alla fin fine tra Vicenza for Children e Montegalda è nata un'amicizia. Faccio un breve intercalare per capire come l'amicizia, come per gli amici veri, poi sia anche fatta delle piccole cose nei momenti di difficoltà, e quindi faccio vedere semplicemente altre due immagini di Vicenza for Children qui a Montegalda, perché alla fin fine anche in queste cose si vede appunto il legame. E quindi faccio vedere quando in piena pandemia, quando alla fin fine le mascherine non c'erano e c'era necessità anche di alcuni beni di conforto,
voi avete portato a Montegalda le mascherine nelle nostre case di riposo, questo è al Cenacolo, e anche alla casa di riposo Lampertico. Qui c'erano dei pannoloni che voi avete donato, tra i tanti luoghi dove potevate portarli, li avete portati qui da noi e noi siamo stati felici di accoglierli e come dicevo prima, un qualsiasi aiuto, una qualsiasi donazione è importante sia per chi la fa ma per chi anche la riceve. Chi la fa molto spesso riceve dal punto di vista umano molto di più di quello che dà, perché riceve la gratitudine delle persone. Quindi io penso che questo sia una cosa importante. Chiudo queste fotografie dicendoti, se vuoi in chiusura dire qualcos'altro, perché noi adesso di solito siamo abituati con chi ci segue a rimanere sulla mezz'oretta, quindi la mezz'oretta sta per scadere, non vogliamo dilungarci troppo, tranne l'impegno che ci prendiamo allora con Alba questa settimana di firmare anche fisicamente il patto di amicizia. Puoi dire qualcos'altro ai nostri amici, che molto numerosi, perché siamo sull'ordine di 2000 persone a settimana che vedono questo video, quindi in questa settimana circa 2000 persone potranno vedere quello che abbiamo detto questa sera. Vuoi chiudere in qualche modo? Volevo ringraziarti per averci ospitati e soprattutto invitare tutti a seguirci e soprattutto a non smettere mai di sostenerci. Noi cerchiamo in ogni modo di essere vicino, come abbiamo fatto durante il Covid, agli anziani, ma anche ai bambini, perché gli anziani sono nonni tante volte dei nostri piccoli bambini. Noi continueremo a starvi vicini perché Montegalda ci piace stare con voi, soprattutto con te, sindaco, perché sei sempre molto gentile con noi e soprattutto volevo salutare Vicenza for Children. Si è allargato, noi abbiamo dei partner che si chiamano Michele for Children, Villa Fan for Children, perché sono delle realtà sempre che collaborano con noi, che a loro modo riescono durante le nostre iniziative, durante la vita quotidiana, ad aiutarci a divulgare anche in altre zone del Vicentino, da Tiene, Villa Verla, Arzignano, Montecchio e chi più ne ha più ne metta, tutta la provincia noi prendiamo a divulgare il messaggio che il sorriso del bambino è il bene più prezioso e non vi lasceremo mai soli. Grazie mille e buona Grazie, un serata a grande tutti. abbraccio. Pensavo a queste bellissime parole e a quante volte poi siete venuti, perché anche l'illuminazione che abbiamo fatto dei nostri monumenti è stato grazie comunque all'aiuto che voi ci avete dato, a Gigi che ci ha dato una mano e che ci ha consentito di illuminare il nostro bellissimo castello, la Villa Gualdo, la chiesa di San Marco, e quindi tantissime sono le cose che abbiamo fatto assieme, ma quello che è più importante, penso che più una persona vi conosce, più capisce il perché di questa vostra continua crescita, di questo vostro grande amore che riuscite ad attrarre ma anche a dare. Grazie mille e Grazie a ci voi. saremo in settimana per la firma. Grazie Grazie. Coralba, saluta tutto Ciao il tuo Andrea, team e tutte ciao a le persone che tutti. lavorano con voi. Ciao, grazie mille. Bene, ora chiudo, nel senso che questa sera siamo stati un po' più lunghi del normale. Saluto l'Anna Ciccotti, che è una delle persone che comunque ha contribuito a far sì che si sviluppi questa amicizia, la Maria Rosa, Gabri, che scherzando vuole mettere il papero al forno, però insomma poi dice anche lui che scherza, quindi invito anche Gabri ad andare a prendere un papero e portarselo a casa, perché è bello vedere poi come queste persone riescono a fare tante cose importanti per questi bambini che sono ammalati. Loro si occupano prevalentemente di bambini che sono in terapia oncologica, quindi oncologia pediatrica, e il loro aiuto è importante per farli sorridere. Io vi ricordo una cosa: settimana prossima, sempre nell'ottica di tenere vivi i rapporti con i nostri amici, sentiremo il grandissimo, il più grande comune d'Italia, Laghi, che se non è grande per numero di abitanti, è grande per il cuore che ha e per le bellezze che ha. È legato storicamente a Montegalda, tante cose nell'ultimo periodo ci hanno messi vicini, e quindi martedì prossimo ci saranno i rappresentanti del comune di Laghi e qui nella diretta che faremo settimanalmente.
Siamo attualmente messi bene, facciamo di tutto per far sì che questo Covid rimanga lontano dal nostro territorio, dalla nostra Montegalda, dalla nostra Vicenza, dal nostro Veneto e dalla nostra Italia. Mi raccomando, mascherina ben indossata, che copra naso e bocca, igienizzatevi le mani e mantenete le distanze. Dobbiamo fare in modo che ogni martedì questi numeri diminuiscano sempre di più. Con l'impegno di tutti ce la possiamo fare. Io vi ringrazio infinitamente perché siete in tantissimi che ogni martedì ci seguite, passate parola, aiutate magari i più anziani che non sono tanto pratici col telefonino, sincronizzando le smart TV di queste persone o i tablet o facendogli vedere comunque nelle giornate successive quello che abbiamo detto, perché vedo che anche questo è una cosa che riscuote tanto gradimento e aiuta a fare comunità, che è il nostro obiettivo principale. Grazie mille e buona serata e ci vediamo la settimana prossima. Grazie.